Buona serata cari telespettatori, rieccoci insieme, consueto appuntamento del martedì sera, questa volta supportati dai nostri esperti di Confcommercio, e parleremo proprio rivolti non solo agli appartenenti tantissimi alla categoria del commercio, dei servizi, del turismo, che so che molte volte ci seguono anche in orari particolari, magari vedono le repliche, questa volta invece avranno l'opportunità di seguirci direttamente, ma anche tanti cittadini per aggiornarli di una situazione, perché indubbiamente il settore del commercio e del turismo sono un po', poi commercio in senso lato naturalmente in tutti i vari ambiti e settori in cui si può sviluppare, diciamo che è l'ago della bilancia di come sta andando la nostra economia, se c'è effettivamente una ripresa, se ci sono opportunità. Le aziende sono le prime a soffrire, ma a volte sono le prime anche a risentire un attimo se c'è qualche segnale che può dare delle speranze. In Italia, l'Italia anche dall'ultima indagine relativa al 2013 sembra essere nettamente divisa a metà. Abbiamo una ripresa per quel che riguarda il turismo legata al nord Italia, anche per la sua ubicazione, per una serie di situazioni anche infrastrutturali. Il sud invece, come abbiamo visto per la disoccupazione, sta soffrendo e soffre ancora maggiormente per la programmazione dei flussi, degli arrivi di turisti, ovviamente, non flussi di altro genere, che invece ne ha già più che a sufficienza e ne abbiamo tutti più che a sufficienza. E allora cosa si può fare? Vediamo di analizzare il territorio regionale veneto e provinciale, abbiamo una città emblematica come Venezia e vediamo anche di parlare del settore del commercio. Perché? Perché un altro aspetto importantissimo che tanti ci hanno segnalato, infatti noi ci facciamo forti anche di questo aspetto, è quello delle grandi difficoltà nel poter aprire un'attività, nel poterla continuare, una burocrazia eccessiva, una frammentazione delle possibilità di riferimento, insomma tutto nel nostro paese è difficile e non lo dicono soltanto nei recenti viaggi i cinesi per fare gli investimenti qui da noi o i vietnamiti o quant'altro, lo dicono tutti, lo dicono lo stessi nostri concittadini, è difficile fare impresa anche nell'ambito commerciale e turistico che dovrebbe essere la vocazione naturale del nostro paese qui in Italia, eppure nel nord-est. Sono aziende che peraltro, ricordiamolo, non possono delocalizzare e questo è un altro aspetto importante. Tra l'altro teniamo conto che nel resto d'Europa, nel resto del mondo la ripresa c'è stata, che dir si voglia, noi invece continuiamo ad essere in una fase di contrattura economica, le persone alcune hanno ma non spendono, c'è questa grande attesa, aspettativa, ma le cose non sembrano muoversi. Entreremo più nel dettaglio supportati dai nostri esperti. Allora, ben arrivato Elio Dazzo, vicepresidente Confcommercio Venezia, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Tra parentesi dico anche presidente AEPE, quindi settore turismo, sì, pubblici esercizi e turismo, per cui ci aiuterà anche in questo. Edison Mariva, Confcommercio Veneto, grazie anche lei di supportarci. Buonasera, grazie Buonasera. a voi. E ben ritornato che è il nostro supporter ormai Francesco Antonic, vice direttore Confcommercio Venezia. Grazie, buonasera. Grazie. E prima di sentire i dati che commenteremo, che ci snocciolerà il nostro vice direttore, che è sempre ben fornito, vediamo il nostro primo contributo.